continua il nostro viaggio a Villa Poiana, ci troviamo a Poiana Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, a farmi compagnia c'è sempre Ilaria Abbondandolo che è segretario culturale del CISA Andrea Palladio, quindi questa realtà che sta cercando di valorizzare in tutti i modi ciò che appartiene all'opera di Andrea Palladio, in generale a ciò che è stata l'architettura delle nostre zone. In Villa Poiana abbiamo già conosciuto un po' questa tradizione delle ville in Veneto, abbiamo visto alcune parti della villa affrescate, abbiamo scoperto tante curiosità, abbiamo conosciuto Andrea Palladio anche attraverso i suoi moduli costruttivi. Qui siamo, come la possiamo chiamare questa sala della villa? Questa sala non ha un nome vero e proprio, ma visto che c'è un frammento di affresco a soffitto possiamo chiamarla sala di Apollo e Diana, perché è quanto l'artista Anselmo Canera ha rappresentato sul soffitto. E in questa sala noi possiamo capire che cosa era stato commissionato ad Andrea Palladio e cosa di fatto si è potuto realizzare. Infatti qua abbiamo realizzato una sorta di tavolo dell'architetto, come lo chiamiamo, in cui sono riprodotti alcuni documenti fondamentali per capire la cronologia e la costruzione di questa villa. Uno di questi documenti è proprio un disegno autografo di Palladio, almeno in parte, che è stato riprodotto in forma di facsimile. È un disegno che nella realtà è conservato in originale quindi a Londra, al Royal Institute of British Architects, che conserva la maggior parte dei disegni di Palladio e mostra la pianta della villa, una pianta più schematica e anche un piccolo alzato. E l'abbiamo voluto appunto mostrare in facsimile con un sistema che permette di girare il foglio, visto che appunto è un unico foglio ma dove il disegno è su tutti e due i lati, su quello che si chiama il recto e il verso del foglio. Un piccolo modellino riproduce quanto Palladio ci ha voluto dire con il suo disegno. Un grande modello invece, spaccato in tre sezioni che si possono anche scorrere su binari, ci mostra gli ambienti interni della villa, le proporzioni, il sistema distributivo, cioè di salita e di discesa, dagli ambienti sottostanti fino ai granai che stavano sopra le nostre teste. Quindi la famiglia Poiana aveva commissionato questa villa che doveva essere estremamente funzionale e è stata realizzata in tutto o solo in parte? Ecco, no, la villa che vediamo, in cui ci troviamo oggi, nelle cui sale ci troviamo oggi, non corrisponde né al disegno conservato a Londra né tantomeno alla tavola dei 4 libri, il trattato di Andrea Palladio. Per quanto riguarda l'illustrazione sui 4 libri, però possiamo dire che come sempre Palladio usa questo trattato per comunicare ai posteri in maniera molto intelligente, molto sagace, un ideale di architettura, non tanto quanto lui aveva realizzato, quanto appunto un'architettura immaginata ma ideale, facilmente trasmissibile anche a qualcuno di molto lontano. E non è un caso appunto che si è poi sviluppato tutto il fenomeno del palladianesimo, in cui architetti inglesi e di altri paesi europei, ma anche americani e altrove, hanno riprodotto o comunque usato a modello gli edifici di Palladio non per averli visti dal vivo, ma per averli visti sui 4 libri. La rappresentazione della Villa Poiana nei 4 libri appunto è da questo punto di vista fallace, in quanto la villa è inserita in un contesto molto più ampio, con molte barchesse, broli, giardini, insomma un vero e proprio sistema che nella realtà non esiste. Nella realtà esiste solo il corpo dominicale, quello in cui ci troviamo, e della epoca di Palladio una lunga barchessa che si può vedere uscendo a destra della villa. C'è anche in questa sala un documento molto importante sia per quanto riguarda la costruzione della villa sia per quanto riguarda la sua decorazione. Questo equivale un po', diciamo, a
un moderno registro del catasto, diciamo così, in cui venivano annotati i sopralluoghi dei funzionari di questo catasto, in questo caso appunto sull'area dei possedimenti Poiana. Si tratta del Balanzone di Orgiano, perché ci troviamo nell'allora vicariato di Orgiano. È un documento che è conservato in originale all'Archivio di Stato di Vicenza e che qui abbiamo riprodotto, e fissa molto bene 3 date. Al 1546 questi funzionari dell'estimo, diciamo, arrivano e trovano solo delle case di contadini, per cui il valore, diciamo, immobiliare è molto basso. Al 1555 invece trovano una villa non ancora completa, ma comunque in muratura, con le tegole, i solai e tutto quanto. Al 1563 trovano una casa finita, ma non solo, anche abbellita, con i pavimenti fatti, i vetri alle finestre, le decorazioni completate, e quindi ci dà il termine entro cui era stata realizzata la decorazione, e appunto quindi ci fissa con punti molto precisi, anche se appunto era un documento nato per tutt'altre finalità fiscali, la cronologia costruttiva di questa villa. Nella sala di Apollo e Diana abbiamo conosciuto un po' il modulo palladiano per questa villa, e in Villa Poiana c'è proprio un gioco di moduli per comprendere meglio l'architettura palladiana. È un modulo vero e proprio a colori che ci permette di conoscere l'architettura di Palladio molto da vicino. Sì, infatti l'abbiamo chiamato proprio il gioco della villa, e serve per mostrare come l'architettura di Palladio, soprattutto quella di villa, perché ci sono meno condizionamenti legati ai vincoli stradali o di edifici nelle vicinanze, come può accadere in città. Nella villa appunto era più libero di sperimentare le proprie composizioni, e queste composizioni si basano proprio su un sistema che possiamo equiparare a un linguaggio, alla nostra lingua, e come la lingua ha quindi una serie di regole grammaticali e degli elementi che si muovono in base a queste regole. Gli elementi, cioè la sintassi, sono in questo caso le stanze, e con questo gioco a colori abbiamo voluto mostrare come in fondo, un po' semplificando, la composizione planimetrica e volumetrica delle ville di Palladio si può ridurre a 3 stanze che abbiamo indicato con 3 colori. La stanza grande rossa, la stanza media di solito un quadrato blu e la stanza arancione, la piccola. E come si vede in questo disegno di Mauro Zocchetta alla lavagna, appunto tutte le ville più o meno si basano sulla composizione via via sempre diversa di queste 3 moduli. Abbiamo poi aggiunto col colore verde anche il salone centrale, che di solito è un modulo un po' sui generis. Qui ci troviamo nella Sala degli Imperatori, ed è sicuramente la sala più suggestiva, non solo per l'apparato decorativo, ma anche per questo sistema di specchi che farà sicuramente molto piacere a chi magari soffre di cervicali e spesso non ha la possibilità di godere tutta la bellezza di alcune sale, perché guardare i soffitti può essere complicato. Sì, infatti ci sembrava la maniera più efficace per valorizzare quello che è sicuramente l'episodio decorativo più importante della villa, insieme alla loggia che abbiamo visto affrescata da Giambattista Zelotti.
Qua appunto ci troviamo invece nella sala degli imperatori e sono riuniti qua i 3 artisti che lo stesso Palladio cita nel suo trattato, nei 4 libri dell'architettura, in riferimento alla villa. Questi 3 artisti sono Bernardino India, lo stesso decoratore delle grottesche, Anselmo Canera, entrambi veronesi, e poi lo scultore Ridolfi, l'autore degli stucchi a soffitto. Che cosa è rappresentato in questi affreschi? Appunto il nome della sala prende il nome da questi 8 condottieri romani raffigurati agli angoli delle pareti, e possiamo riconoscere ad esempio in quello di fronte a noi proprio Giulio Cesare. E anche a soffitto vengono illustrate scene militari, i trionfi e le glorie di Cesare, scene di battaglia, probabilmente sia in riferimento anche al passato militare della famiglia dei Pojana, ma anche in generale a un richiamo a un'età aurea, diciamo, a cui spesso i proprietari di villa palladiani si sono rifatti nelle proprie decorazioni. Poi c'è questo espediente degli specchi, di questi grandi specchi che permettono di vedere senza far fatica. Sì, infatti non bisogna alzare la testa per guardare il soffitto e per poterne apprezzare le varie parti, la parte centrale con raffigurato l'Olimpo e appunto le scene di battaglia e di trionfi militari vari dell'epoca romana. È importante anche sottolineare che questo soffitto, in rapporto invece alle pareti, mostra un passaggio importante nella cultura figurativa, cioè nel Veneto fra il 1550 e il 1560 si assiste a un vero e proprio cambiamento di maniera, da una maniera del primo Rinascimento, che è quella che possiamo vedere appunto guardando riflesso negli specchi il soffitto, con una partizione geometrica ancora piuttosto rigida, a una maniera invece assolutamente moderna, con questi grandi sfondati illusionistici sulle pareti in cui appunto c'è una scansione architettonica con colonne ioniche che racchiudono nicchie con questi finti bronzi di condottieri romani. Abbiamo abbandonato l'interno di Villa Pojana, tra l'altro abbiamo visto che gli affreschi sono anche veramente ben conservati. Sì, infatti nel 2008 una campagna di restauro specifica li ha riportati alla luce e valorizzati. E siamo usciti allora, abbiamo lasciato i restauri dell'interno, siamo usciti all'esterno. Questo è il parco, il giardino della villa, che dovrebbe essere oggetto di un restauro. Questo dovrebbe essere un po' il progetto per il futuro. Infatti è il progetto che ci vedrà impegnati nei prossimi anni e consiste proprio nel riqualificare quello che era stato il giardino di questa importante villa pojana. Ringraziamo allora Ilaria Bondandolo per averci accompagnato in questa visita, magari la ritroveremo quando anche il giardino sarà riportato agli antichi splendori. Voi invece continuate a farci compagnia, perché le nostre visite nei gioielli dell'architettura veneta continueranno anche la prossima settimana.